I fábricas da Zorgetasa tra Friaggio e Mnazzo. Ed è de andare a notte questa folla finisi. Svespere Santa Marina, di dastiru bella bella e da samanda a Cresia. A posto veniva sa funzione, e sandelianto a naite da dottoso. E da trasportam tadomo beneditas. Portam sa voligeda fini finis das ponti, messa gadira dessa santa. Come usanza, tutti gli anni per la festa di Santa Marina, il giorno prima della festa, si usa addobbare la chiesa e preparare la santa. Con me c'è Alessia Sabriorissedda che mi sta aiutando a vestire la santa. Sto mettendo l'argonna. La santa durante l'anno rimane nel cocchio nella sua cappella, col vestito che usa tutti i giorni, quello che le abbiamo tolto, e adesso stiamo mettendo il vestito della festa, che è stato fatto negli anni 60. Ho avuto il compito di preparare la santa, essendo stata nominata come prioressa. La parrucca che usa Santa Marina è di capelli veri. Poi dobbiamo cercare la corona. Il fiocco cos'era? Sulla destra, vero? Sulla mano destra abbiamo messo la palma, segno del martirio. Invece sulla sinistra mettiamo il Vangelo. Guarda, sudata sta santa. Che pestacca. È un vestito costoso, molto bello, prezioso, con tutti questi fili, questi ricami fitti di questo filo d'oro, con queste perline. Sono proprio quelle famiglie, quelle donne appassionate, proprio le coltivano appositamente per il giorno di Santa Marina e portarle qua alla Santa. Si usa prendere un ramo di basilico, ce l'avevano sempre i nonni, lo usavano per profumarsi anche. Per la devozione, poi possiamo salutare la Santa e prendiamo un rametto di questo fiore profumato. Si prendono questi ramicelli di basilico, si odorano questo profumo bellissimo e si porta così nella borsa come vuole uno. È sempre fatto come tradizione.